serata a tutti. Ringrazio l'Associazione Archeologica per la gentilezza dell'invito e saluto ciascuno di voi. Questa sera propongo un viaggio lontano nel tempo e nello spazio. Partiamo dal locale, cioè da dove siamo, da più vicino, il Monte Altare, vicino a Vittorio Veneto, penso tutti lo conoscete. Ci sono in cima 2 gobbe e la più alta si chiama ancora oggi Colle Maleditto. Andiamo indietro nel tempo al 400 a.C. È l'equinozio di primavera, siamo all'alba, sono le 6 del mattino e cosa vediamo da in cima al Colle Maleditto? Ancora il sole non è sorto all'alba, però c'è una stella, la stella Capella, piccola capra, ed è un fenomeno astronomico particolare. Si tratta di una levata eliaca, vuol dire che questa stella per l'ultima volta sorge all'alba e poi sparirà, non si vedrà più. E quindi è un segno fisso nel ritmo annuale. La stella fa parte della costellazione dell'Auriga. L'Auriga precisamente è Mirtilo, che ha a che fare con la leggenda di Pelope. Qualcuno di voi conosce Pelope? Nessuno? Vabbè, non importa. Ne parleremo questa sera. Ecco, questi calcoli li ho fatti tramite un programma, però non fidandomi di me stesso, mi sono rivolto all'amico Steno Felluga e sono andato a Trieste nel suo studio. Entrando nello studio ho visto alla porta accanto la scritta Margherita Hack e gli ho chiesto: ma quella è la Margherita? Sì, è lei, è lei. Allora, Steno Felluga ha rifatto i calcoli manualmente e mi ha confermato che erano giusti. C'è una sorta di simmetria, perché la stella Antares invece all'equinozio notturno tramonta. Allora andiamo sempre nel 400 a.C. a vedere da cima al Colle Maleditto e vediamo al tramonto, sono le ore 18, vediamo che c'è la stella Antares. Anche lei ha un fenomeno astronomico particolare che è il tramonto eliaco, cioè tramonta per l'ultima volta, dopodiché nei giorni seguenti scomparirà. Antares era il nome del colle del Monte Altare anticamente e secondo mio cugino Giovanni Tomasi il nome Monte Antares sarebbe un recupero rinascimentale, in quanto durante il Rinascimento c'era l'uso di riprendere dei nomi greci, dato che normalmente i toponimi erano tutti latini. Ma c'è un qualcosa che ci porta ancora più indietro nel tempo. In cima al monte c'era un santuario venetico che batteva moneta, un centinaio di monete, e su alcune c'era una stella raffigurata. Quindi già i veneti antichi avevano questo culto, questa attenzione verso i fenomeni celesti. Partiamo anche da più precisamente dove siamo, il Colle Castellir, pianoro del santuario. Voi conoscete meglio di me i reperti archeologici, i tifalici trovati,
mescolati, non nella posizione originaria, perché c'è stato uno smottamento del terreno. Quello che a me interessa tra i reperti è questa incisione che viene interpretata come Ercole. Perché? Perché ha la pelle di leone e quella specie di serpente che in realtà non è una clava, perché è piegato, potrebbe essere l'idra, quindi Ercole che con la pelle di leone combatte contro l'idra. Ercole era, si può dire, l'eroe nazionale dei Veneti antichi. Troviamo tanti templi in suo onore, troviamo tante statuette, era molto venerato. Eracle aveva un legame di sangue con questo famoso Pelope, no? Era il nipote di Pelope. Pelope era un re degli Eneti. Gli Eneti erano una tribù in Paphlagonia, quindi nella Turchia settentrionale, e non a caso in questa mappa sono messi vicino alla città Amasra, perché questa anticamente era la città di Anete, la reggia di Pelope. Enete forse ha dato il nome ai Veneti. Strabone, che era un geografo di grande importanza, diceva che alla sua epoca non c'erano più gli Eneti in Paphlagonia, salvo qualcuno diceva che c'era in un villaggio vicino a Enete. La patria ancestrale di Pelope era però la Libia, col Monte Sicile. Probabilmente molto anticamente c'era un'egemonia di questa dinastia che si estendeva fino in Paphlagonia. E qui sul Monte Sicilo in Libia vediamo proprio il trono di Pelope. Sul Monte Sicilo c'era anche una statua gigantesca di 20-30 metri della dea Cibele, che esprimeva i seni in senso materno, e ci dice che al tempo di Pelope c'era una forte connessione col culto della dea madre. Cibele nel sincretismo religioso viene chiamata anche Rea, c'è la variante Reia, che è in assonanza con Reitia, che è la dea dei Veneti antichi. In Libia c'era un popolo, i Meoni, che sono arrivati in Veneto, secondo la leggenda. Qui stiamo parlando di leggende, di genealogie, e sono arrivati in Veneto insieme ad Antenore e insieme a quegli altri Veneti che, fuggiti dalla guerra di Troia, sono migrati a Padova, secondo la leggenda. Ecco, e qui possiamo dire che c'è una prima incongruenza che qualcuno di voi forse avrà già notato, perché i Pelopidi, attraverso il capostipite Atlante, hanno dato i natali ad Agamennone, che era quel re che ha attaccato Troia. Quindi, com'è possibile che i Pelopidi li troviamo da una parte insieme ai Troiani, alleati dei Troiani, e dall'altra parte li troviamo con Agamennone ad assediare Troia? È un'incongruenza. A lungo io, altri ci hanno ragionato senza riuscire a trovare una conciliazione, no? Ma proviamo a pensare che i nomi degli eroi, sia greci che sia troiani, erano gli stessi, si assomigliavano, gli dei erano gli stessi, la cultura era la stessa, quindi fu una guerra civile. E quindi, nel senso di una guerra civile, possiamo trovare i Pelopidi dall'una e dall'altra parte dei contingenti. Qui vedete Atlante, Pelope, Atreo, Agamennone. Quello che volevo chiarire è che Micenei non è lo stesso di Argivi, cioè del popolo di Argo, perché buona parte di voi penso siano
interessati, appassionati di archeologia, ma già a scuola si parla dei Micenei, no? E li mettono in relazione talvolta alla guerra di Troia, però in realtà sono due mondi che non hanno niente in comune, cioè i Micenei da una parte e l'Iliade da un'altra, nel senso che nell'Iliade non ci sono le tecniche di guerra dei Micenei, è un tipo di guerra diverso tecnicamente, nei carri, nei duelli, e i Micenei seppellivano i morti, invece nell'Iliade esiste solo l'incinerazione descritta nei minimi particolari, quindi i Micenei non c'entrano. E fra l'altro anche la famosa maschera di Agamennone non è di Agamennone, perché risale al 1500 a.C., ben prima della guerra di Troia, quindi non è attribuibile assolutamente ad Agamennone. E torniamo sempre a Pelope. Qui è una foto fatta al museo di Olimpia, fatta quest'estate, e qui entra appunto l'Auriga, Mirtilo, e il potere di Pelope, che ha dato il nome al Peloponneso, si estendeva fino ad Olimpia, probabilmente tramite delle alleanze matrimoniali, perché ha sposato Ippodamia. E alla fine, dopo questa lunga premessa, perché per me è solamente una premessa per fare un'ambientazione, arriviamo a quello che preme a me dire questa sera, e cioè che Eracle, nipote di Pelope, eroe dei Veneti, fece un sacrificio a Pelope usando un tipo di legno che era l'unico permesso, non erano permessi altri tipi di legno, ed era l'albero particolare, il pioppo bianco. Il pioppo bianco, non so se vi dice qualcosa, perché in particolare per me è così importante, perché troviamo il pioppo bianco in una leggenda che forse è la più antica dei Veneti, dell'area venetica. È Fetonte che, preso il carro solare del padre, incauto, non riesce a comandarlo, va a finire nel Po, muore. Le sue sorelle, le Eliadi, piangono lacrime d'ambra, quindi già questo comincia a dirci l'antichità del mito, perché a quell'epoca nel Po, a Fratesina, nel 1200 a.C., si commerciava l'ambra. E in che albero si trasformano le Eliadi? Avete già capito, in pioppo bianco. Ed è un mito antico perché una sua variante si trova anche nell'Iliade, Acheronte. Acheronte, come Fetonte, è stato punito da Zeus. Acheronte, come Fetonte, è figlio di Elio, e sulle sponde di Acheronte, che si era trasformato in fiume, crescono i pioppi bianchi. Ecco, la mitologia, il culto, in realtà non ha la pretesa di dimostrare assolutamente niente, però dà degli spunti per riflettere, per meditare. Ed eccoci ai Veneti antichi. Quello al centro è un mio antenato, perché mi assomiglia un po', no? Ha un stivale di terracotta che conteneva del vino. Qui c'è un rituale funerario che è quello di origine centroeuropea, della cultura dei campi di urne, che è stato assimilato dai Veneti. Il morto veniva bruciato sulla pira, come fanno ancora oggi gli indiani in India, e le ceneri raccolte in urne e le urne seppellite in vasti cimiteri. Ed ecco l'esercito venetico al completo, che non è per niente da sottovalutare, perché ha sconfitto anche gli Spartani di Crionimo quando sono venuti in laguna cercando di conquistare Padova, e invece hanno perso e se ne sono tornati a casa.
invece sono i Celti. I Celti che premevano ai confini dell'area venetica. Quello che vedete nudo non è un esibizionista, ma era costume dei Celti di andare in guerra nudi. I Celti li troviamo al confine venetico occidentale, presso la zona di Brescia, i Cenomani. Li troviamo in Friuli come Celti Carni. I Celti Carni che avevano la loro base in Slovenia lungo la pianura della Sava e che per il fatto di pressione erano arrivati fino alle valli della Tisone, fino alla Carnia. Quando si incontrano delle culture, dei popoli diversi, c'è sempre una fusione, anche un'armonia, nasce qualcosa di nuovo. Facciamo un esempio: questa è una cintura che ha dei simboli venetici, cioè la barca solare con le due anatre, eccetera, però lo stile artistico è tipicamente celtico. Qui vedete gli elmi tipici dei Celti, i monili, in questa donna il turchese. Questo è l'abbigliamento tipico dei Celti. E siamo tornati a casa, insomma, il Pian della Miela, che è vicino a Piede del Pago, dove c'è il rifugio Carotta, che è un rifugio ristorante, si va avanti fino a Panigar e poi sulla destra c'è questo pianoro, il Pian della Miela, importante perché è stata trovata questa situla che risale al 520 a.C. ed è una specie di rappresentazione, quasi un filmato con dei fotogrammi che ci dice, come altre situle, qual era il tipo di vita dell'epoca. E di fronte a questo, ma anche altri manufatti come quello di Montebelluna, di cui parlerà il 10 dicembre il professor Stefano Buson, hanno un livello, diciamo, artistico e informativo altissimo, quando nel 520 a.C. dal punto di vista iconografico di Roma c'era zero, lo zero assoluto. In questa secchia di rame vediamo intanto la processione di questi uomini eleganti col basco, col vestito lungo, e poi c'è un racconto. Secondo alcuni sono per coppie, ma a me sembra la stessa coppia, che prima si incontrano, poi c'è la carezza della donna e poi c'è questo effetto dirompente. Quello che è interessante, a parte che vedete che i veneti erano rasati, non trovate mai nell'iconografia un veneto con i capelli perché si rasavano a zero, però è interessante vedere quella statua, quindi è una dea, quella alla parete, una dea che poi ritroviamo sulla sinistra seduta davanti al telaio, e Reitia, la dea dei venti, probabilmente era una tessitrice, così come Atena tesse la tela della vita di questi giovani e tiene la mano in questo segno che è un segno di raccoglimento spirituale. E qui c'è un'altra cosa interessante, perché se voi notate c'è una donna che non è giovane come la ragazza della coppia, perché si vede dai lineamenti che è una donna matura, forse una domina, perché ha in mano uno scettro, ma non ha solo lo scettro, ha addirittura un'ascia, così come ad esempio la tradizione romana, appannaggio del pater famiglia era la patria potestas, simboleggiata proprio dall'ascia. E qui, se facciamo un attimo un'incursione in quella che è la situla di Montebelluna, quella che verrà presentata dal professor Buson, vediamo che c'è proprio l'ascia della patria potestas, che vuol dire diritto di vita e di morte, all'interno però del suo clan, per chi si comporta male, bene, eccetera. È una cosa dolcissima, poi non voglio entrare appunto
in un argomento che verrà sviluppato egregiamente dal professore, però una cosa dolcissima è la donna incinta, che è un unicum e che voi vedete lì, la donna incinta sulla sinistra. E diciamo, la sigla di Alpago è come un filmato con tanti fotogrammi, alla fine troveremo il personaggio più importante, credo, no? Perché arriva per ultimo, ed eccolo a testa in giù, è lui l'importante di questa storia, quello per il quale quegli uomini eleganti si erano messi in marcia in processione. Ecco, un'altra contraddizione, contraddizione che bisogna affrontare è quella che, come avete visto, dal punto di vista mitologico, genealogico, la storia dei Veneti sembra spostarsi in Anatolia, anche semplicemente con la leggenda di Antenore, però voi sapete bene che le concezioni archeologiche sull'origine dei Veneti non ci portano in Anatolia, ma scientificamente ci portano nel centro Europa. Questa non è un'eresia, lo diceva negli anni 70 il Pellegrini, lo diceva Prosdocili. Allora come mai questi Veneti da dove vengono? Dall'Anatolia, dall'odierna Turchia, o vengono dal centro Europa? Però prima dobbiamo anche chiarire, ma cioè questo culto di Pelope dei Titani era solo in Anatolia o era anche da altre parti? Chi era il capostipite dei Pelopidi? Era Atlante. Atlante dove abitava? Abitava nel paese degli Iperborei. Le sue figlie, le Hesperidi, erano all'estremo occidente. Ma dov'è l'estremo occidente? Non è il Portogallo. La geografia ci dice che è l'Irlanda. Crono, sì, qui siamo nel culto sempre dei Titani, per via di linea materna era anche antenato di Pelope, e il mare di Crono era un mare ghiacciato per i Romani, quindi non è proprio così localizzata tutta la mitologia in Anatolia, ma anche nel nord Europa. E invece, guardando un po' quelle che sono le concezioni archeologiche, secondo alcuni autori esiste una cultura antichissima. Cultura vuol dire quando c'è una popolazione che ha determinate caratteristiche, che mantiene, e arriviamo addirittura al 2000 a.C., pian piano questa popolazione si sposta verso sud, in centro Polonia, poi in Polonia meridionale, e arriva in Ucraina, lungo la via Ponto-Baltica, che è la via dell'Ambra più antica, e lungo i fiumi dell'Ucraina. Come epoca non siamo lontani dall'epoca di Pelope, ammesso che Pelope vivesse un secolo prima della guerra di Troia. Poi dobbiamo anche considerare che se questi reti erano sul mare, se fossero stati dei navigatori, dove potevano andare? Non potevano attraversare lo stretto di Troia, perché c'erano delle correnti talmente forti che le navi dell'epoca non riuscivano a superare. Quindi cosa facevano? Se volevano viaggiare dovevano prendere le autostrade dei grandi fiumi dell'Ucraina, il Dniester, il Prut. Con questo non voglio dire assolutamente che siano stati contatti, non lo sappiamo, non c'è nessuna prova, però diciamo che alla fine non si può escludere che ci sia stato un minimo incontro tra queste culture. E siamo partiti dal 2000 a.C., adesso arriviamo al 1200 a.C. Questa è una data che deve emergere come una delle date più importanti nella storia dell'umanità, perché è stato un periodo di cataclismi, di culture millenarie che sono collassate, di grandi migrazioni, di stravolgimenti sociali, religiosi, nuove religiosi che emergono, la religione appunto che si basava sull'incinerazione. 1200 a.C. fu anche un problema climatico, non c'erano le auto, le industrie, non c'erano le lavatrici,
Però ci fu un periodo di siccità a sud e invece a nord un periodo di paradiso, perché il problema dei popoli del nord Europa è che hanno un inverno rigido, e avere un inverno che invece è un'eterna primavera chiaramente spinge la popolazione a aumentare, aumenta la popolazione. E cosa succede? Quando una popolazione aumenta, di solito comincia ad invadere i vicini, e quindi a cascata, probabilmente come un effetto domino in cui una tribù sposta l'altra, abbiamo grandi spostamenti così in Europa, che arrivano addirittura attraverso la cultura di usanze dei campi di urne, che accademicamente sono distinte, però in sostanza sono aspetti simili. Arriva fino in Grecia, e già in Grecia vediamo già quelle caratteristiche costolature sulla spalla a turbante elicoidali. Questa sera io non voglio creare tanta confusione, pensatela come un brainstorm, cioè una tempesta di idee. Già il periodo era tempestoso, ci mancavano solo i popoli del mare. I popoli del mare non sono una fantasia, perché nei templi egiziani sono stati proprio dipinti dei bassorilievi con le navi caratteristiche, e fra l'altro questi popoli hanno messo fine ai Micenei, hanno fatto collassare l'impero ittita, quindi la loro massa d'urto è stata molto forte, e sulle barche dei popoli del mare c'era il simbolo della barca solare, cioè l'anitra a poppa e a prua. Gli stessi guerrieri avevano un copricapo di piume. Allora io dico, se una nave batte una certa bandiera, se batte bandiera inglese ci sono inglesi. Se ha questo simbolo della barca solare, che è tipico dei campi di urna del centro Europa, vuol dire che in qualche misura magari un'elite che controllava le popolazioni, che le spingeva, probabilmente c'era un qualcosa che aveva a che fare con i popoli del centro Europa, perché è un simbolo tipico dei campi di urna, questa barca solare, ed è un simbolismo che troviamo in varie parti. Questo è un orecchino che viene dalla Carmina, da Bisincinis, e trovate la paperina, questa è la barca solare con la dea. La troviamo anche in Danimarca, la sacerdotessa, quella che vedete sulla destra, sulla mia destra è una sacerdotessa con il disco solare. Il disco solare che troviamo anche a Mosna Soci in Slovenia, area di influenza venetica in un certo senso, e troviamo anche presso le sacerdotesse venete. La moda l'aveva trasformato in losanga, però attenzione, sulla losanga solitamente veniva incisa la barca solare, quindi il simbolismo è evidente. Facciamo un altro salto indietro, sempre siamo nel 1200 a.C., una battaglia colossale che non è avvenuta a Troia come uno potrebbe pensare nel Mediterraneo, ma è avvenuta al confine tra Polonia e Germania orientale, a Tollense. Colossale perché hanno partecipato 4.000 uomini in un'epoca in cui la popolazione era scarsa. 4.000 uomini sono tanti, vuol dire che riuscirono a mettere insieme grandi numeri di soldati. E fate attenzione, vedete il disco solare? Questo non è un disegno di fantasia, realmente avevano come delle scatoline dorate con simboli solari incisi che ricordano appunto sempre la cintura della barca solare.
Ecco, Tonse, la localizzazione. Adesso per vedere gli spostamenti delle popolazioni può essere utile anche una spada, perché no? Perché se quella spada la troviamo in un certo posto vuol dire che l'esercito è passato di là. Non credo che all'epoca ci fossero i commercianti d'armi che andavano in giro a vendere le spade, è più probabile che proprio la spada fosse legata al passaggio di un certo esercito. Noi troviamo la spada Naue 2 con gli esemplari più antichi in quella zona lì, della Danimarca e della Germania orientale. Non solo i più antichi, ma anche c'è un numero spropositato di queste spade, ce n'è tantissime. Poi troviamo la stessa spada che passa per il Veneto, attraversa l'Italia e arriva in Grecia, perché per certo sono passati prima in Italia e poi sono arrivati in Grecia, perché quella spada che è stata trovata ad Argo è più recente. Altri markers, altre etichette sono ovviamente le ceramiche. Tutti i lavori di archeologia si basano sulle similitudini dei lavori ceramici. Vedete quella olla che ha quella specie di onde sulle spalle, la troviamo a Sequans ed è di origine medio-danubiana. Dal Friuli a Cordignano arriva anche questo tipo di tazza, scodella lenticolare molto antica, anche questa di origine medio-danubiana. Poi andiamo fino a Fratesina e vediamo che ancora ci sono sempre quei disegni a ricoidali. Adesso solo per curiosità, per semplice curiosità, vedete che l'antichissima storia del 2000 a.C. di Tricinez ci sono gli stessi disegni. Può darsi che sia anche una semplice coincidenza, era solo per curiosità, diciamo, che l'ho messa. La via dell'Ambra appunto partiva dalle spiagge della Polonia, scendeva giù, arrivava fino ai Friuli, passava per la zona di Aquileia, che è la zona emporio prima dei Romani, e arrivava fino a Fratesina nel delta del Po. Per altre cose gli scavi a Fratesina sono ripresi e ci aspettiamo di vedere delle novità interessanti. Ecco, questa è una diapositiva che da un lato mi colpisce, no? E dall'altro io sono il primo a non crederci, perché come posso pensare che i popoli siano così conservativi, che noi troviamo su un'urna sempre gli stessi disegni, Tricinez, Lusazia, cioè Polonia, Austria, Bayerdorf, Fratesina, non si vede bene ma ci sono le onde, a Este. A me così fa venire in mente come la punta di una barca che descrive delle onde, come se queste urne dei morti navigassero attraverso il fiume dell'aldilà. E qui, secondo me, quella che poteva essere l'intuizione dei pellegrini e dei prosdocimi, oggi forse può essere proprio un risultato di tipo scientifico, nel senso che ci stiamo avvicinando a delle prove, perché c'è una precisa popolazione, il Bayerdorf Velatice, che nel 1200 a.C. dalla zona del centro Europa, perché Cecchia, Austria orientale, costellano di insediamenti la via dell'Ambra e arrivano fino ai Friuli sulla fascia delle risorgive, ma una migrazione massiccia, e arrivano anche fino a Caule, che non a caso è situata lungo la via dell'Ambra che portava a Fratesina. Io penso che tutt'oggi questa sia la maggiore evidenza di un'origine centroeuropea dei Veneti, anche se questi non li possiamo chiamare Veneti, però erano, per così dire, degli antenati dei diretti
progenitori dei Veneti, se non altro sicuramente gli hanno trasmesso quella che è la cultura dei campi di urne, con tutte le caratteristiche, l'incinerazione, gli stili, eccetera. Allora, abbiamo visto i marker, cioè le etichette possono essere le spade, possono essere le ceramiche e può essere anche la genetica. Gli haplogruppi sono dei geni muti. Muti vuol dire che non cambiano l'aspetto esteriore, però sono trasmessi di padre in figlio, quindi sono un'etichetta che permette di seguire le popolazioni nei loro spostamenti. E ci sarà, credo, una rivoluzione, forse certe concezioni archeologiche verranno superate grazie alle scoperte della genetica. Sono studi preliminari, ovviamente. Qui ho messo l'attenzione su un tipo di haplogruppo che fa parte di quello più ampio R1A, che è tipico dell'Europa orientale, Z92. Ecco, qui vedete in giallo è la parte più antica messa in evidenza, perché di questo clade, cioè quelli più antichi erano in quella zona dello stesso gruppo, quelli più recenti erano in verde, quindi è ben dimostrato che c'è una partenza da lì, da quel centro Europa. Allora, chiariamo che il centro dell'Europa non è in Germania, il centro dell'Europa è in Polonia, è vicino a Bialowieza, che è quella grande foresta in Polonia, dove ci sono ancora i bisonti europei, che io ho visto, ho fotografato. È il cuore verde dell'Europa, ma è quello il centro dell'Europa, la Polonia, non è la Germania. Ebbene, dicevo, da là questo tipo di haplogruppo si è espanso. Interessante che lo troviamo perfino in Bretagna, no? Vedete anche nella zona di cui parlavamo prima, la via appunto Baltica, l'Ucraina, no? Anche lì c'erano dei Venedi cosiddetti, no? Ma è una coincidenza che questi si chiamino Venedi? La cosa ovviamente mi ha incuriosito, e siccome c'era un professore ucraino, che aveva scritto un libro di 400 pagine su questi Veneti, io sono andato in Ucraina a cercarlo. Lui era all'Accademia delle Scienze. Non è stato facile perché ho affittato la macchina, però le tabelle, le vie erano in cirillico, nessuno sapeva assolutamente l'inglese, però alla fine sono riuscito a trovarlo, tra l'altro lo suo equipe, c'era l'interprete, e la domanda che vi facevo era questa: ma i vostri veneti c'entrano con i nostri? E lui mi ha detto no, va bene, però c'entrano con quelli della Polonia, nel senso che sono lo stesso ceppo, la stessa cultura. In Ucraina e in Polonia sono gli stessi. Ecco, per tutti gli altri che vedete sono tanti nomi venetici sparsi per l'Europa, no? Non sappiamo bene se è una coincidenza o se c'è una matrice comune culturale. Questa mappa, lasciate stare i nomi che sono stati aggiunti dopo, però la mappa genetica viene ovviamente da studi fatti dal professor Anatole Kryosov, che è uno studioso di fama internazionale. Lui è russo, dell'enclave di Kaliningrad, però vive negli Stati Uniti. Ecco, lui ha fatto questo tipo di ricerche, ha fatto anche un articolo sui veneti, che lui diceva non ci sono al momento delle cose ben chiare, definite, delle prove, non abbiamo, però lui lanciava la sfida, diceva per chi lo vorrà questi studi si devono continuare. Poi non so se la sfida sia mai stata raccolta da qualcuno qui in Italia. Ebbene, per dire la portata di questo scienziato, è uno di quegli scienziati che hanno interessi molteplici. Lui studiava la genetica delle lingue europee, eccetera, ma per dire, io come lavoro faccio il medico, lavoro in ospedale e in endocrinologia, quindi quando
facciamo gli aspirati per analizzare le cellule dei noduli tiroidei alla ricerca dei noduli maligni. Usiamo dei marker, cioè delle sostanze, e si usa la galettina come marker. Ebbene, Cryosoft è l'inventore di questa metodica. Come dicevo, sono studi sempre preliminari, però c'è qualcosa perlomeno di strano, no? Perché in Italia il gruppo R1A, che è quello dei paesi dell'est europeo, è quasi a zero, se vediamo l'intero territorio nazionale. Però se andiamo a vedere provincia per provincia, notiamo che arriva al 30% in Friuli. E di questo R1A si è visto, come lo dice anche il Cryosoft, che è quasi tutto di origine dell'Europa orientale e settentrionale, cioè è di quel R1A, Z92 e altri rami che comunque vengono dal nord Europa, nord-est. La cosa che è particolare, noi possiamo dire, vabbè, in Friuli sappiamo bene che in buona parte è stato colonizzato dagli sloveni, quindi trovare un 30% è l'effetto del confine, sono gli sloveni che sono venuti a colonizzare la Carnia, il Basso Friuli, però Padova, come l'ha spiegato, Padova c'è un 20% di questo gruppo, però gli slavi storicamente non sono venuti, quindi è un retaggio, se c'è, è molto antico. Buona serata a tutti. Ringrazio l'Associazione Archeologica per la gentilezza dell'invito e saluto ciascuno di voi. Questa sera propongo un viaggio lontano nel tempo e nello spazio. Partiamo dal locale, cioè da dove siamo, da qui vicino, il Monte Altare, vicino a Vittorio Veneto, penso tutti lo conoscete. Ci sono in cima due gobbe, e la più alta si chiama ancora oggi Colle Maleditto. Andiamo indietro nel tempo al 400 a.C. È l'equinozio di primavera, siamo all'alba, sono le 6 del mattino e cosa vediamo da in cima al Colle Maleditto? Ancora il sole non è sorto all'alba, però c'è una stella, la stella Capella, piccola capra, ed è un fenomeno astronomico particolare. Si tratta di una levata eliaca, vuol dire che questa stella per l'ultima volta sorge all'alba e poi sparirà, non si vedrà più, e quindi è un segno fisso nel ritmo annuale. La stella fa parte della costellazione dell'Auriga. L'Auriga precisamente è Mirtilo, che ha a che fare con la leggenda di Pelope. Qualcuno di voi conosce Pelope? Nessuno? Vabbè, non importa. Ne parleremo questa sera. Ecco, questi calcoli li ho fatti tramite un programma, però non fidandomi di me stesso, mi sono rivolto all'amico Steno Felluga e sono andato a Trieste nel suo studio. Entrando nello studio ho visto alla porta accanto la scritta Margherita Hack e gli ho chiesto: ma quella è la Margherita? Sì, è lei, è lei. Allora, Steno Felluga ha rifatto i calcoli manualmente e mi ha confermato che erano giusti. C'è una sorta di simmetria, perché la stella Antares invece all'equinozio notturno
tramonta. Allora andiamo sempre nel 400 a.C. a vedere da in cima al Colle Maledetto e vediamo al tramonto, sono le ore 18, vediamo che c'è la stella Antares. Anche lei ha un fenomeno astronomico particolare che è il tramonto eliaco, cioè tramonta per l'ultima volta, dopodiché nei giorni seguenti scomparirà. Antares era un nome del colle del Monte Altare anticamente e secondo mio cugino Giovanni Tomasi il nome Monte Antares sarebbe un recupero rinascimentale, in quanto durante il Rinascimento c'era l'uso di riprendere dei nomi greci, dato che normalmente i toponimi erano tutti latini. Ma c'è un qualcosa che ci porta ancora più indietro nel tempo. In cima al monte c'era un santuario venetico che batteva moneta, un centinaio di monete, e su alcune c'era una stella raffigurata. Quindi già i veneti antichi avevano questo culto, questa attenzione verso i fenomeni celesti. Partiamo anche da più precisamente dove siamo, il Colle Castellir, pianoro del santuario. Voi conoscete meglio di me i reperti archeologici, i tifalici trovati, mescolati, non nella posizione originaria perché c'è stato uno smottamento del terreno. Quello che a me interessa tra i reperti è questa incisione che viene interpretata come Ercole. Perché? Perché ha la pelle di leone e quella specie di serpente che in realtà non è una clava, perché è piegato, potrebbe essere l'idra, quindi Ercole che con la pelle di leone combatte contro l'idra. Ercole era, si può dire, l'eroe nazionale dei veneti antichi. Troviamo tanti templi in suo onore, troviamo tante statuette, era molto venerato. Aveva un legame di sangue con questo famoso Pelope, no? Era il nipote di Pelope. Pelope era un re degli Eneti. Gli Eneti erano una tribù in Paphlagonia, quindi nella Turchia settentrionale, e non a caso in questa mappa sono messi vicino alla città Amasra, perché questa anticamente era la città di Anete, la reggia di Pelope. Enete forse ha dato il nome ai Veneti. Strabone, che era un geografo di grande importanza, diceva che alla sua epoca non c'erano più gli Eneti in Paphlagonia, salvo qualcuno diceva che c'era un villaggio vicino a Enete. La patria ancestrale di Pelope era però la Libia, col Monte Sicilio. Probabilmente molto anticamente c'era un'egemonia di questa dinastia che si estendeva fino in Paphlagonia. E qui sul Monte Sicilio in Libia vediamo proprio il trono di Pelope. Sul Monte Sicilio c'era anche una statua gigantesca di 20-30 metri della dea Cibele che esprimeva i seni in senso materno, e ci dice che al tempo di Pelope c'era una forte connessione col culto della dea madre. Cibele nel sincretismo religioso viene chiamata anche Rea, c'è la variante Reia che è in assonanza con Reitia, che è la dea dei Veneti antichi. Il
Libia c'è un popolo, i Meoni, che sono arrivati in Veneto, secondo la leggenda, qui stiamo parlando di leggende, di genealogie, e sono arrivati in Veneto insieme ad Antenore e insieme a quegli altri veneti che, fuggiti dalla guerra di Troia, sono migrati a Padova, secondo la leggenda. Ecco, e qui possiamo dire che c'è una prima incongruenza che qualcuno di voi forse avrà già notato, perché i Pelopidi, attraverso il capostipite Atlante, hanno dato i natali ad Agamennone, che era quel re che ha attaccato Troia. Quindi, com'è possibile che i Pelopidi li troviamo da una parte insieme ai Troiani, alleati dei Troiani, e dall'altra parte li troviamo con Agamennone ad assediare Troia? È un'incongruenza. A lungo io, altri ci hanno ragionato senza riuscire a trovare una conciliazione, no? Ma proviamo a pensare che i nomi degli eroi, sia greci che sia troiani, erano gli stessi, si assomigliavano, gli dei erano gli stessi, la cultura era la stessa, quindi fu una guerra civile. E quindi, nel senso di una guerra civile, possiamo trovare i Pelopidi dall'una e dall'altra parte dei contingenti. Qui vedete Atlante, Pelope, Atreo, Agamennone. Quello che volevo chiarire è che Micenei non è lo stesso di Argivi, cioè del popolo di Argo, perché buona parte di voi penso siano interessati, appassionati di archeologia, ma già a scuola si parla dei Micenei, no? Li mettono in relazione talvolta alla guerra di Troia, però in realtà sono due mondi che non hanno niente in comune, cioè i Micenei da una parte e l'Iliade da un'altra, nel senso che nell'Iliade non ci sono le tecniche di guerra dei Micenei. È un tipo di guerra diverso tecnicamente, nei carri, nei duelli. E i Micenei seppellivano i morti. Invece nell'Iliade esiste solo l'incinerazione, descritta nei minimi particolari. Quindi i Micenei non c'entrano. E fra l'altro anche la famosa maschera di Agamennone non è di Agamennone, perché risale al 1500 a.C., ben prima della guerra di Troia, quindi non è attribuibile assolutamente ad Agamennone. E torniamo sempre a Pelope. Qui è una foto fatta al museo di Olimpia, fatta quest'estate, e qui entra appunto l'Auriga, Mirtilo, il potere di Pelope, che ha dato il nome al Peloponneso, si estendeva fino ad Olimpia, probabilmente tramite delle alleanze matrimoniali, perché ha sposato Ippodamia. E alla fine, dopo questa lunga premessa, perché per me è solamente una premessa per fare un'ambientazione, arriviamo a quello che preme a me dire questa sera, e cioè che Eracle, nipote di Pelope, eroe dei Veneti, fece un sacrificio a Pelope usando un tipo di legno che era l'unico permesso, non erano permessi altri tipi di legno, ed era l'albero particolare, il pioppo bianco. Non so se vi dice qualcosa. Perché in particolare per me è così importante? Perché troviamo il pioppo bianco in una leggenda che forse è la più antica dei Veneti, dell'area venetica. È Fetonte che, preso il carro solare del padre, incauto, non riesce a
comandarlo, va a finire nel Po, muore. Le sue sorelle, le Eliadi, piangono lacrime d'ambra, quindi già questo comincia a dirci l'antichità del mito, perché a quell'epoca nel Po, a Fratesina, nel 1200 a.C., si commerciava l'ambra. E in che albero si trasformano le Eliadi? Avete già capito, in pioppo bianco. Ed è un mito antico perché una sua variante si trova anche nell'Iliade. Acheronte, come Fetonte, è stato punito da Zeus. Acheronte, come Fetonte, è figlio di Elio, e sulle sponde di Acheronte, che si era trasformato in fiume, crescono i pioppi bianchi. Ecco, la mitologia, il culto, in realtà non ha la pretesa di dimostrare assolutamente niente, però dà degli spunti per riflettere, per meditare. Ed eccoci ai Veneti antichi. Quello al centro era un mio antenato, perché mi assomiglia un po', no? Ha un stivale di terracotta che conteneva del vino. Qui c'è un rituale funerario che è quello di origine centroeuropea, della cultura dei campi di urne, che è stato assimilato dai Veneti. Il morto veniva bruciato sulla pira, come fanno ancora oggi gli indiani in India, e le ceneri raccolte in urne, e le urne seppellite in vasti cimiteri. Ed ecco l'esercito venetico al completo, che non è per niente da sottovalutare, perché ha sconfitto anche gli Spartani di Crionimo quando sono venuti in laguna cercando di conquistare Padova, e invece hanno perso, essere sottorrati a casa. Questi invece sono i Celti che premevano ai confini dell'area venetica. Quello che vedete nudo non è un esibizionista, ma era costume dei Celti di andare in guerra nudi. I Celti li troviamo al confine venetico occidentale, presso la zona di Brescia, i Cenomani. Li troviamo in Friuli come Celticarni. I Celticani che avevano la loro base in Slovenia lungo la pianura della Sava, e che per un fatto di pressione erano arrivati fino alle valli della Tisone, fino alla Carnia. Quando si incontrano delle culture, dei popoli diversi, c'è sempre una fusione, anche un'armonia, nasce qualcosa di nuovo. Facciamo un esempio: questa è una cintura che ha dei simboli venetici, cioè la barca solare con le due anatre, eccetera, però lo stile artistico è tipicamente celtico. Qui vedete gli elmi tipici dei Celti, i monili, in questa donna il turchese. Questo è l'abbigliamento tipico dei Celti. E siamo tornati a casa, insomma, Piazza della Miela, che è vicino a Piede del Pago, dove c'è il rifugio Carotta, che è un rifugio ristorante. Si va avanti fino a Panigar e poi sulla destra c'è questo pianoro, il Pian della Miela, importante perché è stata trovata questa situla che risale al 520 a.C. Ed è una specie di rappresentazione, quasi un filmato con dei fotogrammi che ci dice, come altre situle, qual era il tipo di vita dell'epoca. E di fronte a questo, ma anche altri manufatti come quello di Montebelluna, di cui parlerà il 10 dicembre il professor Stefano Buson, hanno un livello, diciamo, artistico e informativo altissimo, quando nel 520 a.C. dal punto di vista iconografico di Roma c'era zero, lo zero assoluto.
in questa secchia di rame vediamo intanto la processione di questi uomini eleganti col basco, col vestito lungo, e poi c'è un racconto. Secondo alcuni sono 3 coppie, ma a me sembra la stessa coppia, che prima si incontrano, poi c'è la carezza della donna e poi c'è questo effetto dirompente. Quello che è interessante, a parte che vedete che i veneti erano rasati, non trovate mai nell'iconografia un veneto con i capelli perché si rasavano a zero, però è interessante vedere quella statua, quindi è una dea, quella alla parete, una dea che poi ritroviamo sulla sinistra seduta davanti al telaio, e Reitia, la dea dei Veneti, probabilmente era una tessitrice, così come Atena tesse la tela della vita di questi giovani e tiene la mano in questo segno che è un segno di raccoglimento spirituale. E qui c'è un'altra cosa interessante, perché se voi notate c'è una donna che non è giovane come la ragazza della coppia, perché si vede dai lineamenti che è una donna matura, forse una domina, perché ha in mano uno scettro, ma non ha solo lo scettro, ha addirittura un'ascia, così come ad esempio la tradizione romana, appannaggio del pater famiglia era la patria potestas, simboleggiata proprio dall'ascia. E qui, se facciamo un attimo un'incursione in quella che è la situa di Montebelluna, quella che verrà presentata dal professor Buson, vediamo che c'è proprio l'ascia della patria potestas, che vuol dire diritto di vita e di morte, all'interno però del suo clan, per chi si comporta male, bene, eccetera. È una cosa dolcissima, poi non voglio entrare appunto in un argomento che verrà sviluppato egregiamente dal professore, però una cosa dolcissima è la donna incinta, che è un unicum, e che voi vedete lì, la donna incinta sulla sinistra. E diciamo, la sigla di Alpago è come un filmato con tanti fotogrammi, alla fine troveremo il personaggio più importante, credo, no? Perché arriva per ultimo, ed eccolo a testa in giù, è lui l'importante di questa storia, quello per il quale quegli uomini eleganti si erano messi in marcia in processione. Ecco, un'altra contraddizione, contraddizione che bisogna affrontare è quella che, come avete visto, dal punto di vista mitologico, genealogico, la storia dei Veneti sembra spostarsi in Anatolia, anche semplicemente con la leggenda di Antenore, però voi sapete bene che le concezioni archeologiche sull'origine dei Veneti non ci portano in Anatolia, ma scientificamente ci portano nel centro Europa. Questa non è un'eresia, lo diceva negli anni 70 il Pellegrini, lo diceva Prosdocini. Allora, come mai questi Veneti da dove vengono? Dall'Anatolia, dalla odierna Turchia, o vengono dal centro Europa? Però prima dobbiamo anche chiarire, ma cioè, questo culto di Pelope dei Titani era solo in Anatolia o era anche da altre parti? Chi era il capostipite dei Pelopidi? Era Atlante. Atlante dove abitava? Abitava nel paese degli Iperborei. Le sue figlie, le Hesperidi, erano nell'estremo occidente. Ma dov'è l'estremo occidente? Non è il Portogallo. La geografia ci dice che è l'Irlanda. Crono, sì, qui siamo nel culto sempre dei Titani, per via di linea materna era anche antenato di Pelope, e il mare di Crono era un mare ghiacciato per i romani, quindi non è proprio così localizzata tutta la mitologia in Anatolia, ma anche nel nord Europa.
E invece, guardando un po' quelle che sono le concezioni archeologiche, secondo alcuni autori esiste una cultura antichissima. Cultura vuol dire quando c'è una popolazione che ha determinate caratteristiche, che mantiene, e arriviamo addirittura al 2000 a.C., pian piano questa popolazione si sposta verso sud, in centro Polonia, poi Polonia meridionale, e arriva in Ucraina, lungo la via Ponto-Baltica, che è la via dell'Ambra più antica, e lungo i fiumi dell'Ucraina. Come epoca non siamo lontani dall'epoca di Pelope, ammesso che Pelope vivesse un secolo prima della guerra di Troia. Poi dobbiamo anche considerare che se questi eleti erano sul mare, se fossero stati dei navigatori, dove potevano andare? Non potevano attraversare lo stretto di Troia, perché c'erano delle correnti talmente forti che le navi dell'epoca non riuscivano a superare. Quindi cosa facevano? Se volevano viaggiare dovevano prendere le autostrade dei grandi fiumi dell'Ucraina, il Dniester, il Prut. Con questo non voglio dire assolutamente che siano stati contatti, non lo sappiamo, non c'è nessuna prova, però diciamo che alla fine non si può escludere che ci sia stato un minimo incontro tra queste culture. E siamo partiti dal 2000 a.C., adesso arriviamo al 1200 a.C. Questa è una data che deve emergere come una delle date più importanti nella storia dell'umanità, perché è stato un periodo di cataclismi, di culture millenarie che sono collassate, di grandi migrazioni, di stravolgimenti sociali, religiosi, nuovi religiosi che emergono, la religione appunto che si basava sull'incinerazione. 1200 a.C. fu anche un problema climatico, non c'erano le auto, le industrie, non c'erano le lavatrici, però ci fu un periodo di siccità a sud e invece a nord un periodo di paradiso, perché il problema dei popoli del nord Europa è che hanno un inverno rigido, e avere un inverno che invece è un'eterna primavera chiaramente spinge la popolazione a aumentare, aumenta la popolazione. E cosa succede? Quando una popolazione aumenta, di solito comincia ad invadere i vicini, e quindi a cascata probabilmente, come un effetto domino in cui una tribù sposta l'altra, abbiamo grandi spostamenti così in Europa, che arrivano addirittura attraverso la cultura di usanza dei campi di urne, che accademicamente sono distinte, però in sostanza sono aspetti simili. Arriva fino in Grecia, e già in Grecia vediamo già quelle caratteristiche, costolature sulla spalla a turbante elicoidali. Questa sera io non voglio creare tanta confusione, pensatela come un brainstorm, cioè una tempesta di idee. Già il periodo era tempestoso, ci mancavano solo i popoli del mare. I popoli del mare non sono una fantasia, perché nei templi egiziani sono stati proprio dipinti dei bassorilievi con le navi caratteristiche, e fra l'altro questi popoli hanno messo fine ai Micenei, hanno fatto collassare l'impero ittita, quindi la loro massa d'urto è stata molto forte, e sulle barche dei popoli del mare c'era il simbolo della barca solare, cioè l'anitra a poppa e a prua. Gli stessi guerrieri avevano un copricapo di piume. Allora io dico, se una nave batte una certa bandiera, se batte bandiera inglese ci sono inglesi. Se ha questo simbolo della barca solare, che è tipico dei campi di urna del centro Europa, vuol dire che in qualche misura
magari un'elite che controllava le popolazioni, che le spingeva, probabilmente c'era un qualcosa che aveva a che fare con i popoli del centro Europa, perché è un simbolo tipico dei campi di urne questa barca solare, ed è un simbolismo che troviamo in varie parti. Questo è un orecchino che viene dalla Carmina, da Bisincinis, e trovate la paperina, questa è la barca solare con la dea. La troviamo anche in Danimarca, la sacerdotessa, quella che vedete sulla destra, sulla mia destra è una sacerdotessa con il disco solare. Il disco solare che troviamo anche a Mosna Soci in Slovenia, area di influenza venetica in un certo senso, e troviamo anche presso le sacerdotesse venete. La moda l'aveva trasformato in losanga, però attenzione, sulla losanga solitamente veniva incisa la barca solare, quindi il simbolismo è evidente. Facciamo un altro salto indietro, sempre siamo nel 1200 a.C., una battaglia colossale che non è avvenuta a Troia come uno potrebbe pensare nel Mediterraneo, ma è avvenuta al confine tra Polonia e Germania orientale, a Tollense. Colossale perché hanno partecipato 4.000 uomini in un'epoca in cui la popolazione era scarsa. 4.000 uomini sono tanti, vuol dire che riuscivano a mettere insieme grandi numeri di soldati. E fate attenzione, vedete il disco solare? Questo non è un disegno di fantasia, realmente avevano come delle scatoline dorate con simboli solari incisi che ricordano appunto sempre la cintura della barca solare.